Sì, è un libro scritto a 6 mani, e quindi Vincenzo Gesmundo, Roberto Weber e Felicia Dinolfi, il professore Dinolfi, e per dire che è un libro che parla ovviamente di quello che sono le vere sfide, l'agroalimentare e questi 4.500 prodotti tipici che non sono solo identità, non è solo produzione, ma anche cultura, tradizione e salute. E quindi un'intesa forte con, ovviamente col mondo dei consumatori. Siamo assuefatti ormai a tutto, ma possiamo assuefarci al cibo, diciamo, chimico, costruito in fabbrica invece che sui campi? Beh, il rischio c'è, abbiamo conosciuto il fast food quando magari i nostri nonni diciamo, lo evitavano tassativamente, cioè, mi ricordo che la cultura degli anni 60, 70, anzi io dovrei dire degli anni 70, era quella, ovviamente la cultura che non si dovevano mangiare la carne in scatola perché era un disonore, perché comunque i cibi che avevano avuto lavorazioni industriali davano, come si può dire, come significato il fatto che in casa non si lavorasse e non ci fosse ricerca e tradizione. La verità poi è che noi tutti abbiamo mangiato carne in scatola e così rischia di accadere anche per i cibi artificiali che non dobbiamo consumare. Luca Zaia in tempi non sospetti ha creduto nell'agricoltura. Parlo della provincia, dell'assessorato in giovane età. Oggi dire sono contadino è un orgoglio, un vanto. Beh, oggi dire sono un contadino come oggi dire faccio lo chef. E 20-30 anni fa dire che facevi il cuoco magari non era proprio una roba che andava alla grande. Oggi va. Oggi fare il contadino vuol dire aver fatto una scelta di vita. Oggi l'idea del contadino, visto che sono tantissimi giovani, è un'idea di un contadino che ha fatto le scuole, che è laureato, è un contadino che è in grado di interfacciarsi con il mondo, è un contadino digitale, è un contadino che vive la sostenibilità per la comunità e quindi un contadino che ha tutt'altro significato rispetto al significato della cultura diffusa che aveva 30-40 anni fa.